Agrigento, alle fabbriche Chiaramontane in piazza San Francesco, è stata inaugurata una mostra. I dettagli nell'intervista a Ezio Pagano. Questa mostra è il proseguo di un'attività che le fabbriche chiaramontane da sempre portano avanti. Sono state analizzate a partire dall'Ottocento prima, il futurismo siciliano, fino ad arrivare agli anni 60 con l'astrattismo siciliano sulla parola e alcune mostre personali, fino agli anni 60. Oggi si inizia un ciclo degli anni 70. Gli anni 70 la ricerca veniva fatta da parecchi artisti siciliani e allora abbiamo pensato di mettere dei paletti invitando quegli artisti che non sono emigrati dalla Sicilia, hanno deciso di pagare anche un prezzo molto alto rimanendo in Sicilia e hanno operato naturalmente non solo in Sicilia, anche nel resto d'Italia, però senza trasferirsi al nord. Tra questi artisti alcune ce l'hanno fatto anche rimanendo qua in Sicilia, ma come d'altronde anche quelli che se ne sono andati, non tutti si sono affermati. La mostra è composta da circa 30 artisti di tutta la Sicilia, appunto, che facevano questa ricerca negli anni 70 e le opere sono tutte rigorosamente di quel periodo. Tra i nomi più interessanti diciamo, abbiamo Francesco Carbone, che è l'opera alle mie spalle, ma anche Nino Titone. Sono due artisti che erano due aggregatori anche di altre forze propulsive di quegli anni, ma poi c'è Toti Garraffa, Michele Canzoneri, Giovanni Leto, tutti, ripeto, quegli artisti che già, pur non avendo una propria cifra stilistica, pur non avendo maturato quello che faranno da grande, insomma, già facevano ricerca. Siamo contenti di averla fatta, speriamo di poter fare un secondo momento con gli artisti degli anni '80 e quindi le fabbriche chiaramontane continuano la loro interessante attività di promozione degli artisti siciliani.